Assolutamente positiva la riunione con il ministro Calderoli, il ministro Piantedosi, il ministro Musumeci, il ministro Zangrillo e poi altri rappresentanti di altri ministeri. Diciamo che si va nella direzione di costruire un percorso che sia assolutamente condiviso, che migliori la vita dei cittadini e che riconosca il ruolo delle regioni nel momento in cui ci sono le calamità a livello regionale. Questo è assolutamente il nostro obiettivo e sono convinto che quando sarà scritto nero su bianco questo progetto, molti altri, anche quelli più increduli, potranno solo che confermare che hanno assolutamente un progetto che va nella direzione di migliorare la vita dei cittadini e di smantellare l'ufficio complicazioni e affari sindaci. Resto convinto che proprio per la bontà del progetto, che non va contro qualcuno, non vuole smantellare ministeri, ma vuole dare ruolo alle regioni e ai loro presidenti nel momento in cui ci sono le calamità naturali, nel coordinamento anche dei vigili del fuoco piuttosto che nell'intervenire con ordinanze di deroga. Io penso che quando ci vedranno messe nero su bianco queste nuove competenze per i presidenti di regione, sono convinto al 100% che anche i miei colleghi, magari quelli più scettici, diranno anch'io voglio queste competenze. I prossimi passi saranno tavoli tecnici nel giro di una settimana per definire le osservazioni al progetto base e dopodiché ulteriore riunione con i massimi vertici dei ministeri e delle regioni per trovare l'accordo finale e quindi parlare del primo progetto che riguarda la protezione civile.